Annone Veneto, San Donà di Piave, Musilia, Connoventa di Piave e Martellago, Mira, San Michele al Tagliamento, Vigo Novo e Chioggia. Insieme 7 comunità del Veneto orientale hanno sottoscritto questa mattina in prefettura a Venezia un protocollo d'intesa per il miglioramento della sicurezza urbana. A firmare sono stati i sindaci delle diverse amministrazioni locali. Regista di questa importante sinergia il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, in quanto rappresentante del governo sul territorio, che non ha nascosto la soddisfazione per il risultato raggiunto. Credo che questa mattina ci sia stata scritta una bella pagina sulla sicurezza della città metropolitana, perché ben 7 comunità hanno, attraverso i loro sindaci, hanno sottoscritto un patto per la sicurezza, cioè questo patto che prevede la realizzazione di numerosi impianti di videosorveglianza che costituiscono un tassello importante per la sicurezza urbana. Nell'accordo ci sono vari punti, tra i quali l'inserimento di nuove telecamere e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nel territorio. Il prefetto ha valorizzato il ruolo dei primi cittadini, nessun commento invece da parte del prefetto sulla questione migranti, altro tema scottante di quest'estate, con l'intento di evitare diatribe e stemperare sul nascere ogni possibile tensione. I sindaci sono i protagonisti di questa sicurezza che insieme al prefetto e alle forze di polizia cercano di creare le condizioni migliori per assicurare alle locali comunità una sicurezza che sia non soltanto fattiva, visibile, ma anche percepibile.